amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica che barba, 19 aprile. Comincio a scusarmi perché l'altra settimana il titolo era giusto ma la lavagna era indietro di un giorno. Oggi è veramente domenica, una giornata di sole, abbiamo i segnali di vita nei cortili perché qua ormai con il bel tempo pochi guardano i video, molti sono in giro a fare grigliate, costatine, si prepara rosmarino qua nei cortili dell'Italia centrale, in questa piccola cittadina tirrenica che si chiama Cecina, mentre bagno il viso. In questa pre-situazione pre-prandiale, nel senso che qua è quasi oltre a mezzogiorno, sono già pieni come delle uova, qua scattano già degli aperitivi preventivi. Andiamo a preparare con l'acqua cosmetica e glicerina preparata by Alessio Herrera, il carissimo amico salinese siciliano che da Leni conduce una vita sempre irreprensibile. Si rade meno, o meglio, si raderà, se no avremo una barba lunga così. Caro Alessio, come stai? Non ti vedo in video da un pezzo. Saluto tutti gli amici, intanto uso il tuo prodotto, che mi ospitano sui canali, chiaramente Indian Wet Shaving per esempio, alcuni canali stranieri, Don't Shave the Pianist, non radete il pianista, oppure Angelo Vettere, così come salutiamo Mirko Falà, salutiamo Matteo Preda, animatore, con Alex Nurs. Vado a preparare e andiamo a utilizzare stamattina un po' di Usable Down of Glory, sempre in Alessio Herrera Mood, anche questo regalo speditomi dalla Sicilia alcuni anni fa, prodotto by Godfellas. Andiamo a preparare con delle gocce di questo fluido, ammorbidire il pelo. Voi come state? Avete seguito un po' la settimana di cronaca? Io cercherò di essere anche quest'oggi sintetico, alcuni highlights, alcuni punti su questa lavagna scritti in verde. Verde come la speranza che la situazione in Medio Oriente e Shavinglandia, chiaramente il canale animato da Matteo Preda. Scusate, sono tanti gli amici che mi ospitano e tanti coloro che saluto, così come gli amici della Pogonotomia. Elisabeth Occhi che ha creato una bellissima ciotola con due occhi meravigliosi, belli come i suoi Elisabeth, come i tuoi. Ti ringrazio per la tua attività nella zona di Ferrara, per essere una testimone donna del mondo della rasatura che principalmente è maschile. E mentre andiamo a preparare, andiamo a immaginare la scaletta di quest'oggi, una domenica di sole. Qualcuno si muove sulla costa già per muovere, diciamo, per assaporare un po' i climi estivi. Ormuz apre e chiudi, questo sembra la pubblicità di una vaschetta di prosciutto. Ricordate quelle buste che sono sigillate con quella striscia di hot melt, tra parentesi, che serve ad aprire, a chiudere, a spelare, a richiudere le vaschette per mantenere la freschezza. Qui invece lo stretto è stato fintamente chiuso l'altro ieri con una voglia matta, come abbiamo detto, di Donald Trump di accordo. Gli iraniani lo sanno, ne stanno approfittando. In realtà tutto poi richiuso perché pare che gli Stati Uniti conservino il blocco navale, passano solo alcune navi forse iraniane, insomma non si sono messi d'accordo. Netanyahu è in questo momento un po' sotto pressione da parte di Trump, che lo vuole obbligare, qua mi viene da ridere, obbligare a fare che cosa? Netanyahu fa quello che vuole, ai noi, obbligare a non continuare la campagna militare in Libano, e quindi speriamo che si risolva. Petrolio falsamente crollato del 10%, le borse schizzano a 1000. Tregua in Libano di 10 giorni che sono rimasti, siano solo più 7 credo, perché era stata siglata credo giovedì. Ma andando avanti andiamo chiaramente a raderci con cosa? In ammollo abbiamo in Uppercut Deluxe e ciotola in metallo da viaggio un Barber Pole Edition, questo è lo Yaki 30, pennellazza giunonica sintetica bicolore, vedete, nera e grigia qua a testa in giù, giunonica perché i fianchi che sembra una matrona romana in una villa sull'Appia antica, ecco qua. E allora adesso in questo momento, mentre metto a testa in su il pennello, mentre vi faccio vedere, assume molta acqua il pennello sintetico, ricordate, molto più che i pennelli in puro tasso. Yaki 30, ve lo faccio vedere per gli appassionati, è veramente un pennellone per chi ha visi molto importanti, un'estensione di ciuffo che adesso era raggrumato dalla quantità di acqua, ma è molto espanso, molto divertente. Con cosa ci raderemo? Con una tallowata. Tallowata vuol dire sterling. Questo prodotto Frozen Tundra, un prodotto che sa d'inverno, sa di climi estremi, è un prodotto con l'anolina, chiaramente, è un prodotto artigianale, fabbricato, intanto importato da Bergamo, chiaramente non ho più una vista ragionevole per potervi
raccontare questi prodotti da Barba e Baffi, naturalmente, uniti, Barbieri Uniti, questo è l'agente importatore, Sterling Soap, da montare chiaramente, castor oil, potassio, e abbiamo lanolina, ecco, shea butter e tallow, eccolo qua. Burro di karité, mi rimetto in primo piano e andiamo a mostrare come si chiama, come si presenta questo prodotto color nocciola, vedete, uno ce l'ha chiaro, una zaffata di profumi resinosi da falegnameria, è come se dovesse stuccarvi il viso per chiudere i buchi dei tarli. Avete presente anche quelle cere speciali che vengono prodotte con delle cere naturali sintetiche che servono a restaurare i mobili antichi? Non si fanno nomi, saluto tutti i Davide a proposito, ce ne sono uno con la A, due con la B, saluti Fabrizio, saluti Fulvio, saluto tutti coloro che hanno ancora la pazienza, anziché, oppure tornando da lunghe file dal loro weekend al mare, mettere in orizzontale, orientando il loro cellulare in automobile. Chiaramente non guardate il telefono guidando, abbiate pazienza, sono veramente un criminale a suggerire queste cose, ma se siete in coda fermi, siete seduti sul sedile di fianco e non sapete come superare l'Appennino Ligure tornando dalla riviera di Ponente e vi trovate a Pietra oppure sull'Appennino tra Ovate e Masone, dove si verificano sempre delle code stratosferiche, tanto andiamo a montare, a parte che questi accenni autostradali e quelli che sono un po' i ritorni forzati di chi va a caro costo facendo ancora il pieno di gasolio a 2,10 euro, almeno fino al 1° maggio, tanto dureranno gli aiuti del governo per calmierare le accise ed evitare di smutandare i cittadini privati e gli autotrasportatori, che probabilmente da domani, lunedì 20 aprile, metteranno in essere un blocco, quindi non circoleranno, alcune sigle sindacali di trasporto si muoveranno, alcune no, quindi speriamo che l'economia vada avanti. L'Italia non ha bisogno in questo momento di dormire o di non svegliarsi perché ci sono dei problemi di viabilità. Se blocchi un paese dal punto di vista della sua rete di arterie di comunicazione è completamente finita, voi lo sapete. Poi ci sono anche le arterie informatiche, voi sapete tra parentesi che sotto lo stretto di Hormuz ci sono dei cavi sottomarini strategici importantissimi dove passano le comunicazioni fra est e ovest, quindi avendo minato, come si dice, il Golfo, bisogna capire un po' se è vero. Tanto vado a bagnare un pochino, aggiungere un po' di acqua nel ciuffo nel mio pennello Yaki 30, riacchiappo, mi sta scivolando come un'anguilla. La nostra scatoletta verde dello Sterling deve essere molto bagnato, lo Sterling deve essere, come tutti i talouati, deve essere usato in grande quantità di acqua, il prelievo sicuramente a secco del prodotto è importante. Andiamo quindi a bagnare, andiamo a provare a montare in viso questa crema, buonissimo il profumo, sentite veramente lo studio del prodotto, in questo caso vedete si impugna come una bomba a mano, un SRCM, sempre, boom, sapete che si lanciavano, lo faccio sempre il gesto, ale, avanti, via, ma non parliamo di aspetti bellici, in un momento in cui la situazione della guerra sta effettivamente preoccupando l'Occidente, l'Europa, l'Italia, Giorgia Meloni si è recata a Parigi, andiamo a correre, dov'è che c'è scritto, i volonterosi che vogliono mandare delle navi europee, anche una dragamine, attività in cui la Marina italiana è specializzata, ma non solo noi. Anche l'Olanda pare abbia una ottima esperienza nel campo e quindi potremo andare tardivamente, come ci ha addebitato Trump, come tutta la NATO che è stata presa a schiaffi naturalmente dopo l'accordo sulla falsa riapertura, che non si è fatta vedere la tigre di carta, è stata chiamata dal biondo americano col cappellino rosso, mentre aggiungendo acqua sentiamo che il pelo rasato in maniera, possiamo dire quantomeno maldestra, con dei rasoietti blu di plastica commerciali, quelle che si trovano alle teste delle casse dei supermercati, che non sono quelli premium speciali intercambiabili Rotor, quelli lì costano un bordello di soldi. Io parlo proprio delle lanette, quelle del pacchetto da 5, con la Lubra Strip verde che non serve assolutamente a niente. Scusate, non voglio fare pubblicità né fare pubblicità comparativa, ma quelle lamette si usano solo giusto perché si deve, prima di andare a lavorare, incontrare gente, persone, confrontarsi, avere il viso pulito la mattina, comunque, anche se in maniera sommaria e non soddisfacente, mentre non monta assolutamente a neve questo prodotto tallowato, perché tutti i tallowati hanno questa particolare, prodotti vegetali, caratteristica di lavorare molto bene sull'ammorbidimento del pelo, ma non essere ridondanti, non essere coreografici. Certo che se si fanno dei video è anche bello vedere il barbone stile Babbo Natale, ma visto che Natale
a Dio piacendo e lontano ancora almeno 9 mesi, anzi forse 8, perché qua il tempo vola, siamo a metà aprile, ci accingiamo al giorno della liberazione, il 25 aprile, andiamo avanti nella lettura. 3 grandi maestri di scacchi cinesi denunciati per truffa, truccavano i concorsi di scacchi, per loro è stata una figura colossale, tremenda, quindi attenzione se andate a fare tornei in Asia. Facezie, Lucarelli selvaggia su Silvia Salis, avete letto quel pezzo uscito giovedì sulla sindaca di Genova Silvia Salis, che è stata al centro del sistema mediatico della settimana grazie alla sua partecipazione a un DJ set, una notissima DJ donna nel centro di Genova. Lei con gli occhiali fumé, sono venute chiaramente in primo piano, sono state postate le immagini delle sue elegantissime scarpette tacco 10 Manolo Blahnik da 1900 euro, ma forse questo l'ho già detto, non voglio ripetere. E quindi mentre ritengo di aver abbondantemente massaggiato il mio pelo, mi accingo a radermi, perché questo è il motivo per cui Domenica che Barba tutte le domeniche si ritrova con voi. Mi domandavo, ricordate quella trasmissione di Salvo Sottile, quel giovane figlio d'arte, se no non sarebbe stato lì, che si intitolava Che ci faccio qua? Era un format dove di notte giravo su una vettura col giubbino di pelle. Salvo Sottile è figlio di Giuseppe Sottile, scrittore e giornalista, nato ai tempi dell'Ora di Palermo, nell'ambito del PCI, poi passato all'Unità, poi anche lui scrive anche sul Foglio, insomma il figlio del Foglio, insomma tutta una dinastia che della Sicilia ha conquistato, compreso Carmelo Caruso, che è anche vice direttore del Foglio. Quindi la Sicilia ha dato molte penne, ha costruito molte penne che oggi scrivono su, sapete, il mio giornale preferito, non voglio fare pubblicità, andiamo avanti. Rasoio, Deslant, questo è il FATIP storto, vedete che la curvatura evidenzia questo rasoio, è uno slant con un'apertura discreta nel senso non altissima, ma quello che serve, anche poco impegnativa, per essere accoppiata con delle lamette naturalmente sabatondir proprietarie, lamette FATIP, lamette italiane come questo rasoio che aveva nel tempo raccolto molto entusiasmo. Non sono un grandissimo appassionato dei FATIP perché non riesco mai a orientare l'angolo di rasatura in maniera tale che quando passo porti via direttamente al primo passaggio, come dovrebbe essere, tutta la crema, ma soprattutto tutto il pelo che si trova sotto. Andiamo a vedere se ci sta un po' di cola. Silenzio, oggi no, dobbiamo assolutamente accendere Radio Sonica, un network romano che ho scoperto di recente, chiaramente una radio in streaming, una web radio che parla un po' tanto in romanesco per chi non gli è antipatico. E andiamo a prendere questa, la metti incartata in doppia bustina, vediamo un po' chi è che attacca con la cola. La radio si sta memorizzando, forse riuscirà entro domani mattina a restituirci qualche onda. Andiamo a sentire di cosa stanno parlando alle 11, alle 12:30, scusate, di domenica 19 aprile. Andiamo a aprire questo rasoio Stuart, sempre imponenti, vedete i pioletti che fuoriescono dal profilo 1, 2, 3. Perché sono così lunghi? Che bisogno c'è di fare 3 pioli di siffatta lunghezza? Beh, secondo me non c'è nessun motivo se non distinguersi da un punto di vista del design. Andiamo a appoggiare la nostra lama FATIP dentro, sopra il portalama, sotto il fermalama, e andiamo a serrare questa colonna tortile che riporta, anzi questo manico che ricorda, scusate, una colonna tortile. Chiudiamo per bene, vedete, sono sinistrorse, il sinistroso il senso di avvitamento, una parte zigrinata in 2 anelli sottili più uno più importante per design, perché ne basterebbe anche solo uno per serrare bene e per farvi vedere prima di partire l'esposizione di questo rasoio. E una buona rasatura a tutti nella domenica. Vedete che quando passo, se non viene orientato bene, rimane la striscia. Io li chiamo colpi di rastrello, non pulisce perfettamente, ma forse basta imparare a usarlo, magari imparare un po' meno. Non prendete esempio. Comunque bene, non premete troppo, non è assolutamente il caso. Queste radio romane in streaming principalmente parlano di calcio, chiaramente Roma e Lazio, manca a dirlo, anche Radio Network che ascolto
regolarmente durante i miei viaggi in streaming. Simpatica il programma dalle 11 a mezzogiorno e un po' prima, dalle 10 alle 11, anzi dalle 10 alle 10 e mezza, c'è Zoom, quindi Daniele Capezzone, attuale direttore editoriale del Tempo, radicale, già deputato di Forza Italia, liberale, libertario, polemista, zona Baffi, lo scampanio dal Duomo di Cecina mi informa che sono scattate le 12:30 e allora il primo passaggio, possiamo dirlo, archiviato. Bene, la tortura dell'architettura del rasoio non mi sembra così indispensabile, cioè perché avete inventato lo storto? Mica solo voi, anche l'Iconic Streisand è storto. A me sembra un po' così un artificio commerciale, perché la bava me la faccio comunque, sento comunque un fresco meraviglioso in questo momento con la Frozen Tundra che continua a preparare, che adesso vado a riprendere per il secondo passaggio di contropelo, non prima di aver aggiunto un po' di acqua in viso. Andiamo a riprendere il nostro pennello. Ecco, adesso col viso già deprivato del primo passaggio di pelo scorre naturalmente molto meglio questo ottimo sintetico, questo pennellazzo per grandi visi. Bene, andiamo intanto avanti, così nel frattempo mentre chiacchieriamo. 2 giovani suicidi a Roma. È successo un ragazzino in allenamento, scusate, in erba in un circolo di tennis di Roma l'altro giorno al quartiere Coppedè, un quartiere molto elegante della capitale. Ha detto: io sono stufo della scuola, si è gettato da 6 metri dal secondo piano e ha perso la vita. Si tratta probabilmente di episodi di bullismo. L'altro, una ragazza siciliana iscritta in università a Roma, aveva detto ai suoi genitori che avrebbe terminato gli studi. Erano 2 anni però che all'università la ragazza non ci andava più, e mentre i genitori e il fidanzato dalla Sicilia stavano viaggiando verso Roma per assistere alla discussione della sua tesi di laurea, non ce l'ha fatta e si è buttata nella tromba delle scale in via Bolzano, sempre nel quartiere Trieste a Roma Nord, molto vicino al quartiere dove il ragazzino di 13 anni si è ammazzato. Flavio Cobolli, campione di tennis a Monte Carlo, correggetemi se sbaglio, ha vinto e ha dedicato a questo bambino, questo ragazzino, una vittoria, dicendo che tutte le volte che vincerà dedicherà a lui i suoi successi tennistici. Una storia tristissima. Attenzione alle pressioni psicologiche, attenzione alla fragilità dei nostri figli, attenzione alle aspettative in un mondo sempre più competitivo. Abbasso un po' Radio Sonica perché sennò mi dà un pochino testo, mi parla un pochino sopra. Marina Berlusconi striglia la Roma di Fratelli d'Italia, reggeremo i leoni di Roma, i leoni italiani sono i giovani del partito che a Roma svolgono attività, vuole ridimensionare, vuole mandare da Cologno, Monzese, dove c'è il centro direzionale del gruppo Mediaset, un uomo, una persona, anche gente, si è parlato di una certa età, anche un Paolo Liguori, direttore di Studio Aperto, ex lotta continua, forse mi ricordo male io, Marina Berlusconi, forse bisogna fare un po' di chiarezza, in ogni caso assetti variabili. Intanto contropelo, subito, benissimo, senza esitare, avanti. Prepariamoci a una domenica fresca e nel contempo soleggiata sulle rive del mare Tirreno. Bene, non perdiamo tempo, andiamo con un rasoio un po' gocciolante perché appena sciacquato in ciotola. E abbiamo Tina Turner sulle onde di Radio Sonica, mentre ricordiamo sempre Giacomo Sardella, ecco, il coiffeur responsabile di questo mio taglio che io vorrei definire prussiano se avessi 30 anni di meno, ma lo chiamo così, un grande classico, un po' all'Umberta, ma l'Umberta sarebbe molto più corto qui. Bene, contropelo, Giacomo Sardella, coiffeur in Torino, in via Rossini. I volonterosi in Draghi ne abbiamo detto, blocco mezzi pesanti e 2 giorni, tutto. Procura di Gela, eccolo qua. Sono stati indagati per la frana di Niscemi in Sicilia i presidenti, cioè governatori della regione statuto speciale Sicilia degli ultimi 10 anni, tra cui, l'ho detto anche nella mia pillola quotidiana, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Raffaele Lombardo. Poi ce ne sono altri perché in 10 anni ce ne sarà stato di sicuro un altro che adesso non ricordo.
indagati per avere destinato dei fondi per salvaguardare il territorio, mentre a gennaio è crollato un intero pezzo di paese, ricorderete, e quei soldi sono stati incamerati ma non sono stati usati. Dove sono finiti? E questo potrebbe essere interessante per le procure, per andare a indagare. Povero paese, anche se pare che il debito italiano sia molto più sostenibile di quello di tanti altri paesi. Rimane questa cultura del furbettismo, dell'accordo sottobanco, ancora della bustarella. Ci sono assessori che si vendono per 3.000 euro, anche meno, magari per portare la moglie in una di quelle torri saracene sul mare a passare dei fine settimana, le mogli o l'amante, ecco, perché anche quello è vero, ma anche le mogli spesso sono conniventi, non è che siamo sempre. Perché sono conniventi? Perché vengo a parlare di questo? Nicoletta Braschi ha compiuto, anzi compie oggi 66 anni, ha costruito, grazie ad alcuni amici registi importanti, tra cui Jim Jarmusch, per dirne uno, una casa di produzione cinematografica che è diventata milionaria, la Melampo Produzione, società che ha con Roberto Benigni, che ha sposato durante la registrazione, ha conosciuto durante la registrazione del film Tu mi turbi, e poi è stata sempre con lui tutti i film al suo fianco. Voi vedete sempre lui e lei sempre questa faccia così caruccia, ed è caruccia, è un'attrice molto conosciuta, è stata ricoperta di premi a tutti i livelli, in Italia, in Spagna, per ogni film nastri d'argento, d'oro, di platino, bronzo, dischi, madonne, sempre al fianco di Roberto Benigni. Questa coppia che chiamano Pinocchio, l'ha fatta turchina, fattura 30 milioni di euro. E sapete dove vivono? Vivono in una villa romana antica dove ci sono le mura latine a Caracalla, tanto per dirne una, e davanti alla tomba degli Scipioni. Ecco, quindi questa coppia che peraltro ha avuto nel 2023 dei bilanci che hanno restituito poca roba, si sono divisi 300.000 euro netti i due coniugi. Comunque Benigni, gran furbacchione, io non ho una grande passione per la sua comicità, lui invece ha una grande passione per le comparsate televisive. Questo prende 100.000 euro per leggere il Cantico dei Cantici, o per andare da Bruno Vespa, magari Vespa un po' meno, ma quindi questi signori se la godono. Ultimamente gli affari gli vanno un po' meno bene. In ogni caso, lei ha studiato a 19 anni, va a New York, poi torna a Roma a studiare accademia di recitazione, diventa attrice, lui attore, comico, insomma, alla grande, avanti tutta, forza i coniugi Benigni / Braschi. E abbiamo concluso, direi che possiamo andare avanti. Il leone in Angola, oggi il Papa sta visitando in Africa, l'Angola è stato in Camerun l'altro ieri, oggi è nella città cinese dell'Angola. I cinesi si sono comprati alcune parti dell'Africa, in Angola si sono fatti una loro enclave, si portano tutto, vettovaglie, culture, mercati, fanno tutto tra di loro, comprese le donne, ma le donne a pagamento, ho letto, anche nel Corno d'Africa. Si è scoperto che portano intere truppe di prostitute per le loro necessità fisiologiche, ma si portano le loro. Si vede che gli africani probabilmente non gli vanno tanto a genio. Secondo passaggio, avanti con il terzo per l'obliquo. Potrei essere smentito eventualmente. Andiamo a riprendere il pennello che non abbiamo più ricaricato perché non importante. A questo punto abbiamo il velo di sposa sul viso per terminare, per fare il passaggio, quello proprio divertente, la finitura, l'obliquo, quello che completa prima di del ragionamento su quale aftershave recarsi a tavola a pranzo, perché la domenica, il pranzo della domenica, voi sapete, è sacro, anche con la casa che sarà oggi a base di carpaccio, una cosa casalinga con 2 cracker e dell'acqua minerale, perché queste sono le mie parche abitudini alimentari, anche e soprattutto di domenica, in cui riesco, quando sono a casa, e questo anche di sabato avviene, e spesso anche di lunedì, a mangiare in maniera il più ordinata possibile. Andiamo a fare il passaggio definitivo prima di dare uno sguardo ai giornali necessario e importanti in questo momento in cui la cronaca, per chi è interessato, rappresenta un momento non solo di relax ma anche proprio di informazione necessaria. Bene, l'obliquo si espleta in maniera piuttosto rilassata, continuano ad esserci questi colpi di rastrello, vedete? Queste lame, io giro, rilasciano sempre queste righe. Alex Nurse, che saluto, mi ha spiegato come si fa. Di Finlandia, ripeto. Ecco. Ho messo in sottofondo la radio perché stanno parlando di classifiche, magari io non sono un grande appassionato di sport e di calcio, ma
lasciamoli esprimere. È giusto che nella democrazia della rete anche le radio possano essere libere di diffondere gratuitamente. Voi, come Wikipedia, godere a piene mani di canali di ogni genere, tematici, lounge, ambient, forest, notizie, rock, pulp, virtual, moquette, disco, dance, tutto quello che volete. Quello che vi viene bene, la democrazia dell'etere, che qua non è via etere ma è via cavo, perché si tratta di radio web. Bene. Contropelo, anzi, obliquo, scusate, terminato, terzo passaggio. E io posso ritenermi veramente soddisfatto di questa rasatura di domenica 19 aprile. Che barba, andiamo subito a sciacquare con acqua fredda. Bene, tamponiamo con l'asciugamano color tortora, manco a dirlo, eccolo qua. Bene, ricordiamo sempre agli amici, a costo di essere noiosi, mai sfregare, tamponare per non dare... Non offrire, non sottoporre il viso che già è stato sotto 3 passaggi, diciamo, messo a dura prova dalle lame infallibili di acciaio, in questo caso delle FATIP. Quindi lasciamo il viso un pochino umido, andiamo a vedere. Ecco, farsi la barba vestiti con la maglia con cui pensate poi di uscire di casa vi sottopone poi alla necessità di guardare che non usciate col colletto pieno di schiuma. Esistono anche dei bavaglini da casa che ci si può indossare per non sporcarsi. E ricordiamo il caffè di Tonsori, eccolo qua, tutti gli amici riuniti nel canale Illuminista. Guardate, questo è un tavolino dove, entrando sul nostro canale Caffè di Tonsori, potete godere di informazione a cura del sottoscritto la mattina entro le 8. A volte escono anche, grazie all'amico Betto, dei quotidiani interi in PDF sul canale della stanza Gazzetta, Gazzetta Caffè di Tonsori, con ripeto, tutti i giornali disponibili. Saluto così Donato Ruroni, che poi sarebbe lui, saluto Vincenzo Pitrelli, che a Parigi vive a 2 passi da Notre Dame. Ciao Vincenzo, andiamo avanti. A breve sul canale avremo anche delle novità, una sorta di podcast che stiamo pensando di attivare, e anche una puntata, un canale su istruzioni per la rasatura per i neofiti che si avvicinano a questo mondo. Mettiamo gli occhiali, quest'oggi di colore ambra, Angiolini. Andiamo a prendere in mano il foglio di Claudio Cerasa, Giuliano Ferrara, Giulianone al centro questa volta, la sindrome di Trump, ma non ve lo leggerò, vi leggo solo il titolo: ricatta, attacca, provoca, posta, negozia, fa marcia indietro, poi fa passi in avanti con un effetto contaminazione mostruoso e creando uno show demenziale ipnotico di cui tutti noi ci siamo inguaribilmente infettati. Ma vi porto direttamente sulla parte della spalla sinistra. Trump ha una voglia matta di accordo, Teheran apre Hormuz, non è vero, apre e chiudi la bustina come abbiamo detto, tiene il blocco, e Trump tiene il blocco, il negoziato o transazione riparte dall'uranio, perché vuole portarsi questo uranio in polvere, questi 400 kg, polvere di nucleare. Vedete qua Giuliano Ferrara riprende al centro la sindrome di Trump, vuole riportare in America 400 kg di uranio nascosti non si sa dove, nel paese dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, ma quelli gli hanno fatto marameo e gli hanno riso in faccia. Donald Trump ha ringraziato quando hanno aperto lo stretto l'altro giorno, perché questo è uscito sabato e vale anche per domenica, quindi roba vecchia, giornali d'antiquariato, visto oggi, e quindi ha detto che il blocco navale americano ai porti iraniani resterà finché la nostra transazione con l'Iran non sarà completa. E subito i pensieri si sono spostati all'incontro che ci sarà domenica, cioè oggi, ad Islamabad in Pakistan, tra americani e iraniani. Poi Trump proibisce a Israele nuovi attacchi in Libano, ve lo dite, costringe Bibi Netanyahu a una decisione impopolare. Proibire un verbo pesante, e il presidente americano Donald l'ha usato per limitare l'attività dell'alleato che ha combattuto al suo fianco contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Se il conflitto contro il regime di Teheran era una guerra americana combattuta anche in Israele, quella contro Hezbollah in Libano era invece un'operazione totalmente israeliana per rispondere all'attacco del gruppo sciita finanziato dall'Iran, che ha aperto la guerra dopo l'eliminazione della guida suprema Ali Khamenei. E procedendo nella lettura, nello svolgimento, nello srotolamento del foglio di Claudio Cerasa, Goodbye George, interessante, nelle cene romane, questo è molto gossip, a cura chiaramente di Andrea Minut, scusate, che segue a pagina 4, nelle cene romane gira a pieno ritmo già da un po' la grande giostra del riposizionamento. Nelle cene romane del mercoledì o del giovedì, mai di sabato escono solo i cafoni, il talk of the town e il grande distacco, il lungo addio, Goodbye Georgia, anzi
Una, ma chi te conosce? Nei vasti appartamenti fra Prati e l'Aventino, seduti a tavola tra plottoni di giornalisti, imprenditori, ex sottosegretari, demimonde di Palazzo Chigi, imprecisati, uomini di fazzolari, ci sono sempre, ex CDA della RAI, cinematografari, qualche spin doctor e la grande giostra del riposizionamento che gira a pieno ritmo già da un po'. Il flirt con il melonismo, ci scrive Andrea Minuz, è sbiadito con i primi exit poll del referendum, ma la velocità con cui tutti hanno dimenticato è commovente. E si dice, io ad Adreiu, ma guarda che ti sbagli, no, ho scritto un libro con San Giuliano, non ho scritto un libro con San Giuliano, era una prefazione, me l'ha chiesta la casa editrice, minimizzano, e poi basta con questa romanità, detto a Roma, o anche Mandami, sindaco di New York, che ha tassato i piedi a terra oltre 5 milioni di dollari, la faccia. Anche Mandami mi sta piacendo molto, dicono, bella la pied à terre tax, detto soprattutto da chi non vede l'ora di farsi tassare la seconda o terza o quarta casa a Sabaudia o all'Argentario. E questo è l'italianesimo più paraculista che si possa trovare, poi è ben spiegato, ben illustrato. I Borbone dei Parioli, qua è Michele Masneri, vi faccio vedere, che riprende la love story tra Jordan Bardella, che sapete è il futuro candidato di Marine Le Pen alle prossime elezioni legislative per il Front National, e la principessa di Napoli, regina dei radar. Io adesso vi rubo del tempo, perché regina dei radar? La principessa Maria Carolina di Borbone fa coppia col forse futuro presidente francese Jordan Bardella. Da qualche tempo sono sulle prime pagine dei giornali, avvistati al Gran Premio di Formula 1 a Monaco, adesso immortalati sulla copertina di Paris Match durante una vacanza ad Ajaccio in Corsica. Andiamo a riprendere la colonna, ultima pagina del foglio, tutto in viola, perché vale la pena. Lui è il trentenne che correrà le elezioni l'anno prossimo per Marine Le Pen. Si confermano gli impedimenti giudiziari, lei è la principessa 22enne, figlia di Carlo di Borbone, delle due Sicilie, e figlia di Charles-Marie Bernard Gennaro, di Borbone, pretendente uno dei al trono di non una ma ben due Sicilie, e della romana Camilla Crociani. Questa è la mamma della principessina, l'Augusta Prosapia. Vive a Monte Carlo, c'è la sua stirpe, scatenati mondani, sempre in prima fila lo erano per la prima visita papale di qualche settimana fa, quella storica di Leone, il 14 prima di andare in Africa, è andato a Monaco, e lo erano alle Olimpiadi di Cortina, in qualunque appuntamento mondano nei più remoti angoli del globo, fosse pure in Mongolia o Papuasia o Madagascar. Ai più giovani il nome Crociani, che non è Cruciani, quello di Radio 24, non dirà nulla, ma richiama invece squisite vicende Prima Repubblica, state a sentire. Camilla è infatti figlia dell'ex re degli armamenti dei radar Camillo Crociani e delle ancora più bombastica Eddie Wessel, nome d'arte di Edoarda Vesselovsky, triestina, debuttò nel cinema nel 59 con Ugo Tognazzi in Guardatela ma non toccatela, e compare poi in 8 e mezzo di Fellini, ma presto lascia il cinema. Il richiamo aeronautico è irresistibile per la signora Edoarda. Il marito scappa nel 76 a una cattura con una memorabile fuga in elicottero dal celebre villone del Circeo, quello famoso per un ascensore scavato nella roccia tipo cattivo di 007. Rifugiatosi in Messico, Viperì nel 1980, ma l'impero venne ereditato e gestito dalla grande mitica Edoarda, con sede nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe. La Vitrociset, questa società così si chiamava, era diventata un piccolo colosso, una piccola Palantir, l'azienda Silicon Valley del sulfureo Peter Thiel, tra l'altro fondatore di PayPal, come ben sapete. La signora gestiva la rete dati delle forze di polizia della Banca d'Italia, il traffico aereo dell'ENAV e internazionale di assistenza al volo e tante altre cose, partecipando anche in Finmeccanica, ma non può mancare una saga regale non senza una bega legale. Perché no? Quella che contrappone la madre insieme alla figlia Camilla alla ribelle altra figlia cristiana, perché è una sorella questa principessina, la quale si ribellò all'ossessione nobiliare della madre, in fissa con blasoni e principi da far maritare alle sue due creature, che poi Bardella non è un principe, quindi deve essere passata sta mania. Se una è diventata infatti principessa di Napoli, l'altra fu avviata verso una buon compagni Ludovisi, sapete quelle che hanno il Caravaggio in casa dietro via Veneto, se conoscete un po' la storia della romanità mondana. Benissimo, proseguo, la quale si ribellò
stirpe che non aveva due Sicilie ma almeno un'isola d'Elba, erano principi di Piombino con l'Elba incorporata, sapete che facevano parte della stessa situazione di proprietà nobiliari del tempo, l'Elba e Piombino, ma il matrimonio fallì dopo pochi mesi e la figlia si ribellò alla mamma per averla costretta a quelle nozze, e forse in tedesco, sapete fanno coniugano i tedeschi che creano delle frasi lunghissime che vogliono dire in 52 lettere un concetto. E quindi ci dice Michele Masderi una parola che probabilmente raffigura il reato di costrizione a sposare un principe. Chissà come sarà questa parola tedesca. La saga finì pure in tribunale per altre questioni, non un tribunale ordinario, noblesse oblige naturalmente, ma quello delle Isole della Manica, dove risiedeva il trust di famiglia. Te capito, dove mettevano i soldini questi signori. La figlia ribelle accusò la madre Edoarda di aver svuotato un fondo di cui le due sorelle erano beneficiarie per trasferirne le ricchezze a beneficio solo di sé e di Camilla, che è la giovane fidanzata di Bardellà. Immaginate che situazione, poi più hai soldi, più hai problemi, più sei grande e più non dormi la notte, ma andiamo avanti, rottamare un regime. Questo è il vincitore contro Orbán, Peter Magyar, che avete visto con una fortissima maggioranza, governerà l'Ungheria, ma è sempre di destra pure questo, lo sappia Elish Line, che ha gioito con gli occhi fuori dalla testa quando Orbán è stato sconfitto. Maurizio Stefanini, gran focus sul petrolio, dov'è l'oro nero, e spiega perché dal Golfo Persico al Venezuela, perché quasi tutto il petrolio è confinato in un angolo del mondo. La risposta è nelle rocce, perché spiega, vi leggo brevemente, facendo un attimo i conti, intanto qua dà una classifica aggiornata dei paesi protagonisti e produttori, secondo della loro importanza. Sarò breve, due numeri. Dunque, l'America Latina è la più grande riserva del mondo. Il Venezuela, con il 17,9% del totale, è concentrato principalmente nella cintura dell'Orinoco, ma si tratta prevalentemente di greggio pesante ed extrapesante con alta viscosità e consistenza simile alla melassa, difficile da estrarre, trasportare e raffinare e richiedente tecnologie molto complesse. Poi nella classifica, dopo il Sud America, la seconda è l'Arabia Saudita con lo 16,1%, quarto dopo il terzo posto del Canada al 10,6%, l'Iran con il 9,1%, quinto l'Iraq pure con una percentuale del 9,1%. Non vado avanti, non vi dilungo, perché le rocce, la regione del Golfo Persico si trova nel punto in cui da 35 milioni di anni si scontrano la placca tettonica araba a sud-est e quella eurasiatica a est e a nord. Sul versante iraniano c'è infatti la catena montuosa Zagros, che si estende per 1800 chilometri dal Golfo di Oman fino al confine con la Turchia. Parte del grande sistema alpino himalayano è costituita da rocce altamente piegate e fratturate, create negli ultimi 60 milioni di anni dalle collisioni di Africa, Arabia e India con l'Eurasia. La regione del Golfo ha appunto un numero particolarmente elevato di strati di queste rocce madri, alcune delle quali sono particolarmente spesse, abbondanti e ricche di sostanza organica. Queste forze in gioco hanno creato campi di greggio come Ghawar, il più grande al mondo, con un potenziale di oltre 70 milioni di barili. Vicino c'è poi il South Pars North Dome, bombardato da Israele una settimana fa, ve lo ricorderete sicuramente, è condiviso tra Iran e Qatar, che invece potrà produrre 46 miliardi di metri cubi di gas, senza considerare le nuove tecnologie di sfruttamento. Non vado avanti, molto interessante, quante guerre per gli stretti, quindi non solo Hormuz, il Bosforo e i Dardanelli, passando per Suez, in quei corridoi si fanno e disfanno gli imperi. Qua però si parla principalmente di Hormuz, nel lungo articolo scritto da Sigmund Ginsberg. Hormuz, prima di assumerne il controllo, qua un po' di storia rapida, se vi chiedono quando in ascensore, come va Hormuz? Ma chi c'era Hormuz? Non io non ho mai sentito parlare di Hormuz. Voi li potete snocciolare, quello che avete letto e sentito, dalla puntata di Domenica Barba, che fa anche informazione. E quindi prima assumere il controllo, state bene a sentire, e costruire una fortezza sul lato dell'Oman e a imporre un dazio erano stati i portoghesi. Nel 1507 li serviva come base per le loro rotte delle spezie dall'India. Furono sloggiati dai persiani e poi dagli inglesi. La Gran Bretagna bloccò lo stretto all'inizio degli anni 50 del Novecento per ritorsione contro il riformista Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio iraniano. Aveva fatto il tiro. Nel 1953 Mossadegh fu rovesciato Salah Sandir da un colpo di stato gestito dalla CIA, sempre signori molto eleganti, no? Nelle loro operazioni internazionali.
È il momento in cui entra in gioco l'America, che comincia a sgomitare gli inglesi. Tra due contendenti spesso è un terzo che gode. E chi è? Bene, poco dopo, nel 1956, la nazionalizzazione da parte dell'Egitto di Gamal Nasser, ve lo ricorderete, di un'altra strettoia dei commerci nazionali, il canale di Suez, fino ad allora gestito da una compagnia anglo-francese, provoca l'intervento da parte dei forze inglesi, francesi e israeliani, militarmente un successo, ma l'America di Eisenhower si oppone. Andiamo avanti a leggere il foglio, non voglio costringervi a queste lezioni geopolitiche al momento dell'olivetta, magari siete già con una birretta chiara, leggera, che abbiamo il selfie di Fiele di Miele. Questo è un ragazzo che chiede a Giorgia Meloni al Vinitali, che è stato il centro delle comunicazioni politiche, la grande fiera veronese dove tutti un po' embriaghi, compreso, non lo posso dire, ma anche il buon Lollobrigida, che era sparito da giorni davanti a questo bottiglione gonfiabile negli spazi fieristici di Verona Fiere. Qua fa molto ridere la Repubblica dei Selfie, se riprende la canzone di Tommaso Paradisi, siamo l'esercito dei selfie, cantava, scusate, Lorenzo Fragla e Arisa, il testo di Tommaso Paradiso, scusate l'imprecisione, selfie nel Conte 1, selfie di tutti i generi, ma è poi divertente perché la Meloni, questo è Masneri che scrive, è stata avvicinata da un ragazzo e appunto gli dice questo qua che sta parmeggiando col telefono perché voleva farsi un selfie con lei ma non riusciva a settare il telefono, glielo prende e gli dice ma che sta a fare? Ha un suo fan che armeggiava, forse bloccato dalle emozioni al Vinitali per farsi un selfie. Così lei, con prontezza che le si conosce, si impossessava di lui apparecchio, prendendo in mano la situazione e prendendo pure in mano appunto il telefonone, e con una tattica invidiabile ed evidentemente allenata da migliaia di selfie, ha girato, premuto e scattato, autoimmortalandosi con lo sconosciuto. Povera Presidente del Consiglio, che te tocca fare? Pure dei poveri cristi che non sono manco capaci a farsi una foto con te. Questo è il popolo che ti tocca governare, ma lasciamo perdere, l'emozione può fare brutti scherzi. Interessante libro uscito per i tipi di La Terza di Valentin Lomellini, Carlos lo Sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale. Ecco qua, a pagina 7 del foglio, Giulio Silvani ci racconta di quest'uomo visto, cresciuto alla Patrice Lumumba Università, che è un po' la Harvard della sinistra degli anni 70, dove si addestravano mentalità marxiste, come avrebbe dovuto crescere la famiglia che pareva anche ricca di questo giovane avvenente playboy, perché era protetto dalle donne, lo ospitavano a casa, lo coprivano pur di essere coperte, mi viene in mente da dire. E quindi nato in Venezuela, sarò breve se vi interessa la sua storia, sotto il segno della bilancia nel 49 da una famiglia borghese e comunista. Carlos venne mandato a studiare appunto a Mosca, all'Università Patrice Lumumba, dedicata al leader congolese panafricano assassinato con le armi della CIA, ve lo ricorderete. La serie invece però che preparare gli esami su Gramsci ed Engels, pare che abbia creato i suoi contatti con il KGB proprio durante il soggiorno moscovita, che però poi appare essere Mosca non così tanto vicina alle sue idee, ha creato anche problemi alla DDR durante operazioni un po' sconsiderate. Il suo momento d'oro, insomma mica tanto, insomma l'ha avuto durante un attacco terroristico che accadde a Vienna nel 75, il più importante della sua carriera, l'assalto alla sede dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio in quel momento, riuniti a Vienna dove c'è la sede dell'OPEC, forse ancora oggi. Quindi questo terrorista raccontato dalla Valentino Mellini non è proprio tanto amico di Mosca, dietro di lui non c'era la longa manus del Cremlino, non ve lo leggo, vado avanti. Nasce la leggenda che Carlos non si separasse mai dalla sua pistola d'oro, dono di Fidel Castro, e quindi avanti tutta. Nasce la leggenda, appunto l'abbiamo detto, ma la sua fama è anche legata alla sua nomea di sciupa femmine, dipinto come un tombeur che ha amanti in ogni porto, pronte ad andare in galera per lui, che non è facile trovare donne in grado, anzi disponibili ad andare in galera per te, anzi spesso è il contrario. E quindi si parla di una vicinanza con Luigi Mangione, l'effetto emulativo che quel giovane che il 4 dicembre del 2024 alle 6 di mattina con un colpo di pistola ha ucciso Brian Thompson, il CEO della principale assicurazione sanitaria privata degli Stati Uniti. Vi ricordate che sono scattate magliette, tazze per considerarlo un eroe, insomma, quanti ergastoli ha ricevuto? Tantissimi, sufficienti per non vederlo più in libertà, quindi questo è finito dentro, non uscirà. Hanno buttato via le chiavi, e quindi vale la pena di leggere questo libro. Non ultimo, essendo un po' un appassionato del caso Moro, si è anche un po' favoleggiato che questo signore fosse presente
Nel gruppo di fuoco in via Mario Fani il 16 marzo del 78 attaccò il comando, la scorta di Aldo Moro, che si stava recando alla Camera per votare la fiducia per la prima volta con i comunisti al governo, dietro le siepi del bar Olivetti in via Fani, angolo via Stresa. Paolo Cucchiarelli, che ha scritto molti libri, tra cui Morte di un presidente e L'ultima notte di Aldo Moro, ha sostenuto la presenza di questo sciacallo, che non stupirebbe fosse andata veramente così. Io vado velocissimo, il paginone centrale erotizzante di cosa parla? Qua è Matteo Mazzuzzi, grande esperto di America, croci reali e Armageddon virtuali. Che Dio benedica l'America, o forse è meglio di no. Io direi di no, una nazione lacerata tra fazioni che si combattono brandendo la fede come un'arma identitaria, tra salmi recitati al Pentagono, paragoni biblici e nostalgia per le antiche crociate. Ma noi andiamo oltre, andiamo a portarci verso la fine, anche perché il viso si sta in un aere piuttosto asciutto dalla finestra, dal cortile ricco di verdure, di piante, di cortile di vita. In questa cittadina arriva dell'aria calda che mi ha asciugato di molto il viso, e quindi, per non sottoporlo a problemi, voglio andare a leggervi l'ultimo pezzo già accennato alla tassa ai pied-à-terre a Manhattan, oltre i 5 milioni di dollari, e quindi si dice che la scelta iconica di tutte le battaglie contro i ricchi, il sindaco di New York dice che arriverà la tassa salata sulle seconde case dei ricchi. Ovviamente l'idea di tassare i pied-à-terre sopra i 5 milioni, e il fenomeno già segnalato non è irrilevante. Gli analisti hanno già notato che se i milionari spostano il gettito della loro IRPEF altrove, a rimetterci alla lunga sarà proprio la città, così che le misure populiste per i poveri diminuiranno la reale capacità di intervento del comune a loro favore. Qua tutto opinabile. In ogni caso chi ha alzato il dito ha detto lo vorrei fare anch'io, ma non lo può fare, perché bisognerebbe riscrivere una legge. Chi è questo? Beppe Sala, sindaco di Milano. Se potessi lo farei anch'io. Abbiamo detto, chiudiamo il giornale dicendo che è il momento dell'euro, perché è ben vero che gli investitori vogliono safe asset senza rischio Trump, quindi l'UE torna di moda. E l'ho anche detto Isabel Schnabel, falca tedesca nel board della BCE, che si è espressa negli stessi termini. Attenzione, l'UE non è una potenza militare né tecnologica, ma è una potenza economica. Trump offre l'occasione per rafforzare l'euro a livello globale, facendo diventare l'Europa un'ancora finanziaria in un mare di incertezze, ma serve un vero safe asset europeo. Se non ora, quando? E con questo io mi accingo a un aftershave che non può che essere rinfrescante, usufruibile con spruzzatore e bombarda, e abbiamo Floyd De Genuini mentolato vigoroso, sapete bene, regalo di Tiziano Goller, trovato in Spagna, vendutemi con una soddisfazione che ancora oggi uso scompettando senza, come se non ci fosse un domani, come si dice tra le nuove generazioni. Questo arancione che dà un senso di mentolato, di ispanico, che mi porta poi a mescolare queste fragranze nel sole del pomeriggio della domenica. Auguro a tutti voi che avete avuto la pazienza anche oggi di seguirmi una grande domenica con Andrea, e che barba! Ciao!